ancora buon anno a tutti i nostri amici telespettatori, i nostri amici viaggiatori. Questa diciamo è la prima puntata ufficiale di questo 2012. Protagonista oggi sarà Villa Trissino Marzotto, sia ancora la provincia di Vicenza a Viaggiando Viaggiando. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Abbiamo detto prima della sigla, oggi protagonista di questa puntata di Viaggiando Viaggiando, Villa Trissino Marzotto. Naturalmente ci troviamo a Trissino in provincia di Vicenza. Ho il piacere di avere qui a fianco a me, che mi ha accolto in questa meravigliosa dimora, la dottoressa Bona Zanuso, amministratrice della villa, al quale io chiedo subito di raccontarci un po' la storia di questa dimora, che personalmente sono rimasto piacevolmente stupito, è una meraviglia. È una sorpresa, vero? Benvenuti intanto a Villa Trissino Marzotto. Possiamo parlare di una villa veneta, ma preferirei dire un complesso monumentale. Chi arriva qua trova la villa superiore, trova la villa inferiore, trova un parco disegnato, anche quello nel Settecento, e trova un complesso di mura cinquecentesche che racchiudono 22 ettari di parco. La cosa divertente è che le mura del Cinquecento disegnano la Spagna dell'epoca, perché la famiglia Trissino, unendosi alla famiglia Borbone, come regalo fanno questo omaggio. Ecco, allora, le prime testimonianze, complesso monumentale, anche se può sembrare una cosa noiosa, lei vedrà che questo non è un posto noioso, è perché le prime testimonianze parlano di un insediamento intorno al Novecento, quindi abbiamo una fortezza, un castello. La documentazione ci racconta di questa famiglia Trixen che scende dal centro Europa, origine germanica, sono dei mercenari e quindi la costruzione della loro dimora è una fortezza. Loro eserciteranno un potere in questa zona, su questo cucuzzolo individuano il flusso dei mercanti e dei commerci che passano dall'Europa all'Italia e ovviamente vogliono gestirne il controllo. In questo modo diventeranno una famiglia molto ricca e potente. Il cognome si trasformerà in Trissino. Gian Giorgio Trissino vive qua e nel Cinquecento è il mecenate che scopre Palladio. Loro nel Cinquecento sono già una famiglia molto importante, costruiscono altre ville e in quella che adesso è Villa Cricoli Trettenero, sempre originariamente dei Trissino, scoprirà questo scalpellino, questo ragazzo molto bravo, lo individua lo riconosce come un genio, investirà su di lui, lo porterà a Roma e diventerà Palladio, quello che noi conosciamo. Quindi siamo circondati anche da delle testimonianze d'arte molto importanti. Ecco, all'inizio la famiglia costruisce un castello, il castello è molto più grande, quello che ci rimane è il maschio, cioè la torre del castello. Non abbiamo disegni, però sappiamo che sotto la dominazione veneziana i Trissino vengono lasciati come signori di quest'area, però non devono essere troppo potenti, quindi viene fatto distruggere gran parte del castello. Quello che rimane è questo. Nel Settecento invece la famiglia è molto forte, Venezia è nel momento del declino, quindi non riesce ad arginare questo contrasto e loro costruiranno l'ala settecentesca, hanno bisogno di spazi di rappresentanza e quindi di una villa molto più importante. Quindi una vera e propria trasformazione da castello a villa, e tutto questo avviene nel Settecento. Esattamente. La scalinata d'ingresso è anche questa settecentesca, il Muttoni decide di ingentilire l'ingresso del castello.
questo diciamo che già l'ingresso è molto importante con questa pavimentazione spettacolare, però devo dire la verità, a differenza di altre dimore, di altre ville, si sente già e si respira già un ambiente molto, molto accogliente. Beh, diciamo che Giannino Marzotto acquista la villa all'inizio degli anni 50 e si sposa e qui decide di diciamo, far crescere, far nascere le figlie, diventa la sua casa, la sua dimora, quindi anche gli arredamenti che caratterizzano la villa sono legati al gusto suo, al gusto di sua moglie, al periodo, che quindi intorno agli anni 50, e questo dà calore, nel senso che chi viene a visitare la villa non si sente all'interno di un museo, anche se le opere d'arte che ci circondano sono importanti, ma in una casa accogliente, con lo spirito appunto di viverci, di starci bene, di sedersi su un divano e di accogliere gli ospiti e gli amici. Una cosa che poi naturalmente ritorneremo alla fine per dare anche delle informazioni di servizio. Questa è una dimora dove appunto il conte ha vissuto e vive attualmente, però è una residenza, una villa aperta al pubblico. Assolutamente, il conte per primo dice che non è il proprietario ma è il custode. Noi abbiamo la funzione in questo momento di traghettare una dimora storica anche alle generazioni future, quindi è importante portare nelle condizioni migliori possibili questa struttura alle generazioni che verranno dopo di noi. Far lavorare la villa intanto ci permette ovviamente di mantenerla, i costi di gestione sono sicuramente importanti, ma di mantenerla bene, cioè tenere bene il parco, riuscire a fare dei lavori di restauro e soprattutto una casa che viene usata poco rischia una decadenza maggiore, più veloce rispetto a una casa che viene continuamente usata e goduta da tanta gente. Il conte poi per primo ha piacere che le opere d'arte raccolte all'interno della villa siano viste da chiunque lo voglia. Parliamo già di opere d'arte perché la Hall propone immediatamente un'opera molto importante. Beh, qui abbiamo una Madonna del Crivelli che sicuramente è un pezzo importantissimo, ma tutta la villa è, diciamo così, caratterizzata da belle cose da poter vedere. Vedremo la Sala degli Arazzi, vedremo la collezione dei quadri dell'Ottocento, quindi spero che anche per voi sia una piacevole visita. Qua siamo in sala da pranzo, come vedete accogliente anche se importante. Volevo farle vedere subito una particolarità. Qua siamo circondati anche dai falsi d'autore, ovviamente una battuta. Questo tavolo che sembra in marmo invece è in legno, ovviamente decorato come se fosse marmo, perché è talmente grande che altrimenti sarebbe stato intrasportabile. Comunque diciamo che l'arredamento è in stile impero. Abbiamo delle porcellane cinesi importanti che ovviamente gli ospiti gradiscono, il tomir. Ecco, questi centri tavola che sono un'opera d'arte, noi li lasciamo, cioè la villa non viene svuotata l'attimo in cui arrivano, diciamo, dei visitatori o c'è un evento o anche un matrimonio. Abbiamo proprio piacere che gli ospiti godano anche degli arredi completamente. E a volte, non so, viene fatta la battuta ma bisogna togliere, bisogna stare attenti eccetera. Noi siamo dell'idea che quando l'ospite sente di essere a casa sua per una giornata, per 2 giorni, quello che è, vive anche la villa con un amore che non ci ha mai creato problemi, quindi abbiamo piacere che usino tutto quello che è a disposizione della villa. Ecco, i camini sono splendidi, li accendiamo, poter cenare qui è un'esperienza sicuramente bella e più divertente quando abbiamo il conte a tavola. Entriamo in salotto e come ho detto prima, vedete, qui viene voglia di sedersi, viene voglia di accomodarsi, di fare 2 chiacchiere e quindi di respirare proprio l'atmosfera di abitare questa casa. Ma
è proprio quella la sensazione che si prova ad entrare in questa dimora, a differenza di molte altre dimore storiche, altre ville venete. Qui si vive proprio, si percepisce proprio una casa vissuta e l'accoglienza, che è una cosa secondo me una sensazione molto bella quando si entra in una dimora come questa. Assolutamente, addirittura vedete i posaceneri, qua potete fumare, bevi un caffè e quindi diventa gradevole anche conoscere. Devo dire la verità che è la bellezza anche del mio lavoro, perché ho la possibilità di conoscere molte persone, ovviamente sia italiani che di altre nazionalità, e si crea proprio l'atmosfera di aver voglia di fare due chiacchiere, parlare della casa. E io mi ritengo una privilegiata, perché come dice mio figlio, mamma, hai un ufficio bellissimo. Quello assolutamente. Una cosa che mi incuriosiva molto era anche il fatto, cioè prima abbiamo detto a pranzo, nella sala da pranzo, che molto spesso si può incontrare il conte. Assolutamente, lui continua ad avere il piacere di frequentare i suoi amici, continua ad avere il piacere di conoscere persone nuove, e il suo piacere di conoscere le persone è dividere la tavola. Beh, questo è molto molto bello. Altra stanza, qui siamo in un salotto, nello studio, che tra l'altro ha una panoramica alle spalle della scrivania che è spettacolare. Beh, Giannino è un pilota, è un ex campione, devo dire, un pilota, perché continua a guidare la macchina, è giovanissimo, ha vinto 2000 miglia e molte altre competizioni. Io purtroppo di macchine non capisco niente, però parlando anche con degli amici è l'uomo che sulla base del numero di competizioni fatte è quello che ha vinto di più. Ha battuto Fangio e nomi così importanti. Adesso tecnicamente magari non le so dare delle informazioni, io sono quella che la macchina la usa, vede di che colore è, ecco, non di più. Però è stato un grandissimo campione, molta gente lo cerca anche per parlare delle sue gare e magari arrivano qua anche per vedere le targhe, per vedere, diciamo così, anche questa storia di Giannino. Veramente bello, una villa tutta da scoprire. Noi continueremo tra pochi istanti, subito dopo la pubblicità, andando ad ammirare la collezione di arazzi e una meravigliosa collezione di quadri dell'Ottocento. Vi aspetto tra pochissimo per la seconda parte di Viaggiando. Just before, I don't know why, I just can't walk anymore. Something in my way. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Oggi stiamo scoprendo assieme Villa Trissino Marzotto, una meraviglia in provincia di Vicenza. Devo dire la verità, è stato veramente una piacevole sorpresa. Ci troviamo in questo momento in quello che è il Salone degli Arazzi e come vedete, a dimostrazione che questa è una villa viva che accoglie moltissime persone che vogliono venire semplicemente a visitarla, ma anche moltissimi eventi. Stiamo trovando questo bellissimo salone già allestito, perché questa sera c'è un evento. Esattamente, questa sera c'è una cena, una festa di Natale, insomma il periodo è questo, anche perché la villa è tutta riscaldata, quindi possiamo assolutamente ospitare anche in inverno eventi. La collezione degli arazzi, siete davanti, avete di fronte una delle collezioni private più importanti al mondo. La collezione è completa, anche la storia è rocambolesca e molto divertente. Comunque i disegni
500, Raffaello e Giulio Romano, quindi i cartoni già sono delle opere d'arte, ma anche la mano che le ha realizzate è sicuramente di livelli altissimi. Sono fiamminghi, produzione della casa Pannemacher in Belgio, 12 anni per ogni arazzo la realizzazione, e sono state raccolte veramente le maestranze, gli artigiani più bravi d'Europa per poterli realizzare. Quindi i disegni sono delle opere d'arte, ma anche trasportare il disegno sul tessuto e quindi su questo tappeto è stata un'opera d'arte. Ce ne sono alcuni che sono meravigliosi, il bambino che fa la pipì in testa, il bambino sotto, lo sguardo del bambino sotto l'albero è fulminante, quindi sono vivi. La storia è particolare nel senso che il conte Gaetano Marzotto, il papà di Giannino, ne vede 2 a Palazzo Donat dalle Rose a Venezia, se ne innamora e li acquista. Studia la storia di questa collezione, viene a sapere che sono 6, altri 2 vengono acquistati durante la guerra civile spagnola dal Museo al Prado a Madrid ed altri 2 sono stati recuperati in giro per il mondo, quindi la collezione è stata ricomposta. Vengono regalati a Giannino probabilmente, a parte la questione affettiva, il regalo personale tra padre e figlio, ma anche perché riteneva che questa villa fosse la sede ideale per ospitarli. Il titolo è Les Enfants Jardiniers e quindi è legata alla natura, al giardino. Il parco di Villa Trissino e la villa potevano essere il posto ideale per ospitarli. Questo è forse il più importante. In ogni punto si cammini della sala, la prospettiva del tunnel della vita è perfetta, il viale della vita è assolutamente perfetta. L'architetto Buzzi viene chiamato per ospitarli, adatta la sala a ospitare queste opere d'arte. Gli arazzi hanno un'intercapedine d'aria che li fa respirare dietro, noi tendiamo a tenerli il più possibile al buio e a temperatura costante. Perché? Perché i bagliori che si vedono sono i filamenti d'oro e di argento con cui sono tessuti. Gli arazzi sono rari perché normalmente, siccome sono delle opere molto pesanti, quando c'era un saccheggio non venivano rubati perché erano intrasportabili, quindi venivano bruciati e il metallo prezioso veniva messo in tasca. Questi si sono salvati, la committenza è Gonzaga, la famiglia Gonzaga decide di avere queste opere d'arte, tra l'altro dalla documentazione si viene a sapere che sono opere di cui loro hanno bisogno per i loro trasferimenti, come i nostri plaid da picnic, cioè sono arredi di viaggio. E si salvano perché quando la famiglia Gonzaga viene a sapere di essere il sacco dei Gonzaga, cioè di essere attaccata, li vende per far cassa per la fuga. Quindi degli antiquari li hanno comprati, sono rimasti integri, sono stati dispersi in giro per il mondo e quindi ricomposti. Storia meravigliosa. Coming over question marks. Need to straighten some out. Take 'em off my shoulders. Put some space between. Dottoressa, è veramente una scoperta in ogni stanza, in ogni salone. Questa villa continua a regalare veramente grandi emozioni. Beh, questa è l'ultima sala che abbiamo restaurato. Abbiamo restaurato, diciamo, un rifacimento ottocentesco e questa sala nasce per ospitare, questo restauro è dedicato per ospitare la collezione dei quadri dell'Ottocento. Parliamo dei Macchiaioli, sono dei quadri importantissimi e non so, io spero che vederli sia un'emozione. Io ho cominciato ad amarli e sempre più passa il tempo ne provo delle emozioni. I Macchiaioli sono il momento di rottura tra l'arte, diciamo così, tradizionale e una cultura più moderna, più contemporanea, perché è il momento nell'Ottocento in cui sta nascendo la fotografia, quindi non è più necessario creare un'immagine che sia la riproduzione della realtà. I Macchiaioli, con questa loro pennellata molto particolare, creano un'emozione, vogliono creare l'emozione dell'alba, il momento del gioco delle bocce del Morbelli, la raccolta delle patate, la tragedia dello scoppio della granata, e sono gli artisti i precursori degli impressionisti, cioè da questo momento in poi l'arte cambia.
Altra cosa bella e interessante che mi diceva poc'anzi, che il conte Marzotto ha sempre dato alle collezioni, ai musei molto generosamente le proprie opere e le proprie collezioni. Sono sempre in giro, diciamo deve essere una mostra adeguata e importante ad ospitare questi capolavori. Infatti noi, se vedete delle copie in bianco e nero, tipo la Parete Bianca o detta anche la Vedetta del Fattori, perché in questo momento è in giro per il mondo per un'esposizione importante, quindi vengono imprestati, ovviamente con tutte le dovute cautele. Tra l'altro il Conte ha fatto in modo che questi quadri rimangano uniti, non sia smembrabile la collezione, e vuole che assolutamente siano visibili. Spinning on that dizzy edge, I kissed his face and I kissed his head and dreamed of all the different ways I had to make him glow. Dottoressa, io veramente la ringrazio perché è veramente uno spettacolo, tante emozioni ho provato oggi e di questo voglio veramente ringraziarlo. Siamo alle ultime battute, in questo momento ci troviamo. Questa è la cavallerizza, che addirittura non doveva esserci, nel senso che il progetto, tutte le ville venete sono visibili da lontano. Questa è nascosta, come lei dice, non ci si aspetta di trovarla, eccetera, perché il progetto prevedeva la spianata della collina per rendere visibile la villa. Ma quando la villa finisce, l'architetto Muttoni muore, arriva questo architetto da Pozzo che ha un'idea geniale. Perché? Perché i soldi sono finiti, non c'erano i soldi per distruggere la collina, e quindi crea questa balconata con il giardino segreto. Tenete presente che il clima qua è rigido, siamo in pedemontana, e quindi avere un giardino riparato permetteva a chi viveva alla villa di poter usufruire degli spazi esterni per un tempo maggiore rispetto a tutto il parco che era più esposto magari alle intemperie. Comunque questa è la cavallerizza, ha l'accesso al piano nobile del castello, da qui ovviamente si raggiunge anche tutto il piano superiore della villa, e ci sono i bovoli per i cavalli, perché qua si saliva a cavallo, il nobile usciva e saliva al cavallo e poi partiva per le sue passeggiate o le sue cose. Bisognerebbe stare... Scusa, no, il minaretto, dai, la contaminazione Venezia che porta all'Oriente arriva fino a qua. È stupenda, veramente, credetemi, è la prima volta io che ho il piacere di venire a visitare questa villa. E faccio già una promessa, secondo me già in questo periodo con i colori, io adoro veramente i colori dell'autunno, però in primavera, tarda primavera estate penso sia spettacolare, e ritornerò sicuramente, anche perché ci sono anche dei giardini, abbiamo intravisto spettacolari e non si può non farli. Siamo proprio alle ultime battute, diamo qualche informazione di servizio ai nostri telespettatori. Abbiamo già detto eventi, convention, matrimoni, una villa visitabile su richiesta praticamente tutto l'anno. Sempre. Noi tra l'altro, diciamo, siccome facciamo impresa, io lavoro per il conte Giannino Marzotto, quindi diciamo mi stimola anche a fare un'impresa migliore possibile, abbiamo costruito una società di catering interna, quindi noi possiamo permetterci anche di costruire questi pacchetti dove la gita turistica è abbinata a una degustazione oppure a una colazione in taverna, e possiamo fare qualsiasi cosa. E nel frattempo però, le accennavo prima, lei mi dà l'opportunità di parlarne e la ringrazio moltissimo. Siccome vogliamo fare impresa, riteniamo che questi patrimoni siano meravigliosi, e noi abbiamo, diciamo, anche una funzione non solo di creare un'economia, ma anche di traghettare alle generazioni future questi beni. Questa operazione è molto costosa, quindi cerchiamo ovviamente di creare un'impresa virtuosa. Abbiamo creato un network di 20 ville, questo ci permette di proporci sul mercato internazionale come fanno i Castelli della Loira, cioè con un sistema sistematico e sinergico. Stiamo lavorando su questo, ho piacere che lei me lo permetta di dire, quindi Ville Grand Tour non sarà un tour operator, ma è una società che si occuperà del marketing e della commercializzazione del prodotto Ville Venete, e lo faremo, spero bene, in giro per il mondo e anche nel nostro territorio. La cosa importante è che noi
Con questa operazione daremo visibilità a tutto il territorio, perché le ville sono in un contesto, noi stiamo dando una nuova vita, una nuova funzione alle ville. Sono in un contesto che è quello di paesaggi molto belli, abbiamo dei ristoranti, abbiamo dei bed and breakfast, dei luoghi dove dormire, dei luoghi dello shopping che tramite noi hanno la possibilità di avere visibilità internazionale e quindi la ricaduta speriamo sia su tutto il territorio. Allora, innanzitutto in bocca al lupo per questa nuova iniziativa, sarebbe bello magari quando parte ufficialmente magari dedicare qualche puntata di Facciamo qualche viaggio insieme? Facciamo qualche viaggio assieme molto volentieri, siamo proprio alle ultime battute, mi stanno facendo dei segnali pazzeschi perché siamo in ritardo, vogliamo ricordare il sito internet per la villa. www.villatrisinomarzotto.it. Grazie mille, grazie per l'ospitalità, è stata veramente una bella giornata con grandi emozioni e grandi sorprese. Oggi poche informazioni di servizio per quanto ci riguarda, solamente grazie a tutti quanti voi anche per questa puntata, per averci seguito, l'appuntamento con noi per nuovi viaggi e nuove proposte turistiche in questo periodo sempre in provincia di Vicenza, fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto, viaggiate assieme a noi. Soft and only you, lost and lonely you, just like heaven. You, soft and only you, lost and lonely you, just like